È morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato nel reparto di psichiatria l'uomo di 67 anni che lunedì mattina ad Este aveva seminato il panico presentandosi nella sede dei servizi sociali, brandendo un'ascia e minacciando i dipendenti. Il pensionato Moreno Formaggio, dopo essere stato disarmato e calmato dai carabinieri e dalla polizia locale, si era convinto a salire in ambulanza per un ricovero in ospedale. Era in forte stato di alterazione, forse gli è stato somministrato un calmante. L'uomo soffriva di qualche patologia, ma quel giorno, al di là della forte agitazione, sembrava stare bene. Il pubblico ministero della Procura di Rovigo perciò ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte avvenuta 2 giorni dopo il tentato assalto ai servizi sociali. Lunedì mattina il 67enne, che era già seguito dagli uffici comunali, era arrivato con un'ascia chiedendo un contributo economico. Vedendolo armato, i dipendenti comunali hanno subito chiamato i carabinieri, che dopo una trattativa lo hanno convinto a lasciare l'ascia appena acquistata in una ferramenta. Poi il ricovero in ospedale in attesa di trovare una sistemazione in una struttura che lo potesse seguire in un percorso di sostegno. Ieri mattina invece all'improvviso il decesso.